buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. È stata la settimana del lavoro, la festività del 1° maggio, ma è stata anche la settimana di Alitalia e dei 600 milioni per permettere, diciamo, il transito fino a trovare un acquirente per la compagnia aerea. È stata anche la settimana della legge sulla legittima difesa, un primo disco verde è arrivato ieri a Montecitorio, ma con non poche polemiche. Di questo parliamo stasera a TV7 Match. Vi ricordo, come sempre, che anche quest'oggi abbiamo messo in rete un nostro sondaggio, un'indagine d'opinione, lo abbiamo dedicato alla questione appunto della legittima difesa, di questa nuova legge, legittima difesa solo di notte, insomma questa legge vi piace sì o no? E quindi ecco, queste sono le votazioni, quindi diciamo i nostri attenti utenti di Facebook, ricordo che lo potete votare sulle nostre pagine Facebook, quelle del gruppo TV7, di TV7 Match e quelle di iReporter. Come vedete al momento dice è giusto riconoscere la legittima difesa solo di notte, l'82% dice di no, quindi dice che dovrebbe essere estesa tutta la giornata, il 17,6% dice di sì. Continuate a votare, noi nel corso della serata continueremo ad aggiornarvi su quello che è l'andamento. Sapete che potete intervenire in studio chiamandoci ai numeri che vedete in sovraimpressione, lo 049 80 777 53, potete inviare anche degli SMS. Allora, con chi è che parliamo stasera di questi temi, dunque della legittima difesa, parliamo di Alitalia, parliamo del lavoro, la festa del 1° maggio, vi presento gli ospiti, subito inizio dalla mia sinistra, abbiamo un giovane esponente del Movimento 5 Stelle, buonasera a Emanuel Menegato. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie di essere qua. Al suo fianco Davide Donofrio, direttore di Confapi Padova. Buonasera Donofrio, grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco Andrea Mosca Toba, segretario generale della CISL Padova e Rovigo, giusto? Buonasera. Buonasera anche a lei, buonasera al nostro editore Armando Casen. Al suo fianco Giorgio Santini, senatore del Partito Democratico. Buonasera senatore, grazie anche a lei. Al suo fianco Riccardo Dalla Lago, segretario della UIL del Veneto. Buonasera Dalla Lago e grazie anche a lei di essere qui nei nostri studi. Allora, come consuetudine, noi ogni nostra puntata ricordiamo alcune ricorrenze che appunto cadono in questa giornata. Oggi in particolare 5 maggio ce ne sono vari. Allora, da questa sera poi abbiamo una nostra rubrica che abbiamo chiamato Memorandum tra storia e memoria. Ecco la sigla. Allora, eccoci qua, però non era la sigla completa, che evidentemente è stata tagliata purtroppo. Vabbè, comunque ricordiamo noi quelle che sono le ricorrenze, era contenuta nella sigla. Allora, il 5 maggio del 1818 nasceva Karl Marx, filosofo del manifesto del Partito Comunista, nasce a Treviri e dopo aver ricevuto una educazione ispirata ai valori razionalistici e liberali, si dedica al giornalismo politico, caporedattore della Gazzetta Renana e poi aderisce al Partito Comunista nel 1847. Ma noi abbiamo una breve scheda che ricorda la figura di Karl Marx e la ascoltiamo assieme. 5 maggio 1818. Nasce a Treviri il filosofo Karl Marx. Marx riceve un'educazione di stampo razionalistico e liberale. Si dedica al giornalismo politico come caporedattore della Gazzetta Renana, ma è poi costretto a trasferirsi a Parigi in seguito alla chiusura del giornale da parte del governo prussiano nel 1843.
A Parigi, Marx stringe con Engels un'amicizia che durerà tutta la vita e aderisce al Partito Comunista. Nel 1847 Marx ed Engels sono incaricati dalla Lega dei Comunisti di elaborare un documento teorico programmatico, il Manifesto del Partito Comunista, edito nel 1848. Nel 1866 Marx inizia il primo libro del Capitale, ma il secondo e il terzo volume appariranno postumi nel 1885 e nel 1894. Marx, infatti, muore a Londra il 14 marzo 1883. Eccolo qua, insomma, questo è un po' il ricordo di questa figura. Santini, Marx, una figura importante anche proprio alla luce anche di quello di cui parleremo poi stasera, no? Un filosofo che ha insomma, indicato una strada. Sì, dal punto di vista storico e filosofico credo sia non solo importante, ma sia un caposaldo, insomma, di una parte della cultura dell'Ottocento e poi successiva, e quindi più discutibile è la parte, credo, del Marx come poi è stato coniugato dal punto di vista più strettamente politico, insomma, però sicuramente dal punto di vista storico e filosofico non si discute, e ha portato, insomma, dentro una filosofia che era ancora, diciamo così, che si occupava di cose in maniera distaccata, in maniera molto teorica, ha portato il valore e il peso della materialità, insomma, della vita quotidiana, di come si crea il valore, di come si distribuisce, e questo è, insomma, un punto importante, importantissimo, proprio una svolta, un caposaldo nella stessa cultura filosofica e nella cultura in generale, insomma, a cavallo poi dell'Ottocento e del Novecento, che poi ha avuto uno sbocco politico ben preciso, ripeto, più discutibile questo, ma sicuramente non discutibile la parte relativa al valore filosofico e storico. Certo, D'Onofrio, che impressione gli dà risentire un po' la storia di Marx oggi, dopo più di un secolo, con un'economia che ormai è chiaramente completamente diversa da quella... Cominciamo col dire grande merito nell'aver dato un contenuto, un contenuto che andasse oltre l'ideologia a un movimento, no? Ricordiamoci la chiusura del manifesto: proletari di tutto il mondo, unitevi, intorno al quale ricompattare una società. Questo noi sappiamo quanto oggi siamo nell'epoca della post-ideologia, ci si ricompatta intorno a dei tweet e sempre meno intorno a dei contenuti. Detto questo, mi viene fare un riferimento banalissimo: terra, lavoro e capitale, no? I fattori produttivi che ci ricordava Marx. Dovremmo ricordarcelo più spesso, perché spesso e volentieri si tende a fare impresa senza i capitali o con i capitali di qualcun altro, si tende a fare impresa non dando la giusta dignità al lavoro, e non da ultimo tendiamo a fare impresa, soprattutto in un contesto più allargato internazionale, dimenticandoci della nostra terra, del nostro ecosistema, dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, quindi è l'occasione per fare una riflessione, rimettere al centro quelli che potevamo definire i fattori produttivi. Oggi ce ne sono tanti altri, però non dimentichiamoci gli insegnamenti dell'economia classica. Certo. Professor Casimo, vuole aggiungere qualcosa? Sì, direi che è una persona importante che va diciamo, vista nel contesto dell'epoca. Siamo nella trasformazione, nell'inizio della grande trasformazione industriale, e quindi una regolamentazione del rapporto di lavoro tra ovviamente il padrone, che allora si chiamava così, e invece il dipendente era necessaria, perché questo portava a una maggiore equità e una maggiore ricchezza, poi, perché, come diceva poi Ford, se io pago meglio i miei operai finiscono a comprare le mie macchine, che erano macchine per il popolo da pochi soldi. Quindi questa economia che torna indietro e quindi
cresce l'economia in questa maniera, ma siamo in un'altra epoca. Oggi abbiamo una produzione che non dipende più tanto dalla manodopera, ma dipende dai computer, dipende dalla concorrenza sleale di molte nazioni, tipo la Cina o l'India, dove si sfrutta e si vessano gli operai, andando contro, pur essendo comunisti, andando contro quello che è il principio marxista, ridistribuzione delle ricchezze. Questa va rivisitata perché abbiamo un mondo che viaggia a due velocità. Degli stati che stanno industrializzandosi e degli stati invece che sono post-industriali e quindi hanno meno bisogno di manodopera, ma meno manodopera vuol dire meno ricchezza, meno persone che comprano, quindi produco per chi? Questa è la grossa domanda della seconda fase del, diciamo, capitalismo. Certo. Allora, altra ricorrenza di oggi, la morte di Napoleone Bonaparte, riassunto sempre in un breve servizio. Sentiamo. 5 maggio 1821. Muore in esilio a Sant'Elena, a soli 52 anni, Napoleone Bonaparte. Nato in Corsica ad Ajaccio, Napoleone proviene da una famiglia della piccola nobiltà, fa carriera nell'esercito, sposa la causa della rivoluzione francese e, sfruttando la sua popolarità e i suoi meriti come condottiero, inizia la carriera politica che culmina con un colpo di Stato che porta all'instaurazione del consolato. L'uomo nuovo diventa imperatore dei francesi dal 1804 al 1814 e poi per 100 giorni nel 1815, prima di essere definitivamente sconfitto a Waterloo e costretto in esilio. La sua opera più significativa e duratura è il Codice Napoleonico o Codice Civile, che conferma le maggiori conquiste della rivoluzione: l'uguaglianza giuridica, la libertà religiosa, il diritto di proprietà privata e la laicità dello Stato. Allora, eccolo qua. Tra le altre cose c'è da citare che Napoleone nel 1810 dà vita alla Scuola Normale Superiore di Pisa, una scuola che ancora oggi diciamo, è una delle migliori, forse possiamo dire, in Italia, proprio per la formazione che dà ai propri laureati. E qui io vorrei aprire un po' un dibattito. Servirebbero più scuole di questo tipo dal lago? Innanzitutto servirebbero meno Napoleoni, perché fu anche un grande predatore e quindi è evidente che la sua capacità militare è stata sempre legata alle sue grandi ambizioni, alle ambizioni di rendere grande anche il suo paese, naturalmente la Francia, senza insomma sottovalutare che c'era stato alle spalle anche un movimento, quello dell'illuminismo, che in qualche modo ha prodotto grandi cambiamenti anche da un punto di vista filosofico. Detto questo, la Scuola Normale di Pisa rappresenta sicuramente una delle scuole principali più importanti a livello nazionale e probabilmente tra le più citate anche a livello internazionale. Anche qua credo che ognuno di noi si infastidisca quando vede queste note caratteristiche delle grandi università e il livello che viene dato attraverso il punteggio, e ci troviamo con le università italiane che sono sempre tra le ultime. La Scuola Normale di Pisa invece rappresenta, assieme ad altre università, quella condizione che, tra virgolette, ci permette di dire che insomma, nel nostro paese ci sono buone università, che i docenti sono bravi e che gli studenti vengono formati. Ecco, credo che questo sia importante, nonostante il fatto che noi abbiamo pochi premi Nobel, e questo naturalmente conta nel giudizio poi finale del valore dell'università, per cui prima le 3 grandi università americane, poi quelle inglesi, poi forse ogni tanto una francese, ma insomma, ecco, noi poi arriviamo, poi arriviamo noi. La Scuola Normale di Pisa è sicuramente una grande scuola, una grande università, fu tra le cose fatte, compreso poi, anche se
nel tempo c'è stato un grande cambiamento, insomma, Napoleone portò anche le camere di commercio e l'idea che ci fossero luoghi dove imprenditori insieme potevano in qualche modo costruire anche delle proposte, prospettive per il territorio. Certo che fa pensare il fatto che appunto tutto questo sia stato come dire, proposto e realizzato da una figura come quella appunto di Napoleone Bonaparte. Professor Casen, Scuola Normale di Pisa, poi arriva invece noi italiani, diciamo, invece abbiamo fatto una riforma scolastica che nasce dalla Normale di Pisa. Ecco, quello che nelle sue memorie Napoleone scriveva, chi insegna a chi? La sua angoscia era capire come creare il nuovo ordine di studi per dare la possibilità a tutti i giovani di accedere allo studio, e quindi ha creato proprio degli istituti scolastici che poteva farlo alla Sorbona, grande università, invece lui pensava a un istituto di docenza dove si imparasse non solo il sapere ma anche l'insegnare. Questa è la cosa fondamentale. Da lì nasce naturalmente la riforma, grandi personaggi, tra cui il grande riformatore che ancora impera oggi, che è Gentile. La riforma della scuola italiana risente ancora di quel tipo di riforma che tendeva ad omologare l'italiano, a creare l'italiano medio. Oggi invece abbiamo necessità di creare dei giovani che abbiano un pensiero estremamente libero, perché la ricerca necessita, per fare della ricerca, necessita avere un pensiero che va fuori dalle righe e quindi cercare al di là di quella che è la normale conoscenza. Bene, e siamo al 5 maggio del 1860, da Quarto parte la spedizione dei 1000. Vediamo. 5 maggio 1860 è notte quando dallo scoglio di Quarto, nei pressi di Genova, partono i 2 piroscafi Piemonte e Lombardo carichi di più di 1000 patrioti guidati da Giuseppe Garibaldi. I 1000 sbarcano l'11 maggio a Marsala in Sicilia e iniziano la conquista dell'isola battendosi contro l'esercito borbonico. Nei mesi successivi risalgono la penisola italiana, attraversano la Calabria, entrano trionfalmente a Napoli il 7 settembre e sconfiggono definitivamente l'esercito borbonico e la monarchia l'1 e il 2 ottobre nella battaglia del Volturno. È un passo decisivo verso l'unificazione dell'Italia. E allora Emanuele Menegato, che cosa le dice una ricorrenza come questa? L'impresa dei 1000, l'unità d'Italia, il meridione poi di fatto dopo l'unità d'Italia è rimasto al palo. A me fa pensare che, intanto buonasera di nuovo, che poche persone con una lungimiranza possono cambiare molte cose. Perché se non fosse per quelle 1000 persone, ora non staremmo parlando di Italia, di eccellenze, di italianità. Hanno unito il paese, poi la storia ci ha detto che adesso ci stiamo un po' adesso si pensa a fare alla un deriva, percorso a fare inverso, no? Percorsi di indipendenza, lungimiranti oppure meno, vedremo come saranno impostati. Però il messaggio che arriva da questa impresa è che poche persone, se ben motivate, possono veramente fare tante cose. Andrea Moscatova, Garibaldi è stata una cosa positiva o una sciagura per l'Italia? Cosa dice? Dipende da quale punto di vista lo si vede, nel senso che un po' diciamo che le leggende metropolitane hanno un po' condizionato la storia, nel senso che tutti siamo convinti di ciò che sentiamo dire in maniera massiva. Però se andiamo a guardare 4 anni prima, nel 1856, un esempio, il regno delle 2 Sicilie, quindi il regno borbonico, ha partecipato a quella che era la fiera praticamente universale di Parigi. E dalla fiera universale di Parigi
risultava il Regno delle Due Sicilie essere il terzo paese più industriale d'Europa. È la parte più industriale d'Italia. C'era una fabbrichina, una fabbricuccia all'epoca che si chiamava Pietrarsa, vicino a Napoli, che 57 anni prima della Fiat o 44 anni prima della Breda faceva locomotive, faceva treni, faceva rotaie ed era la parte più industrializzata. Allora rivolgo la domanda. Garibaldi da quale punto di vista ha portato beneficio con quella spedizione? A mio parere ha unito l'Italia. Però forse dovremmo dare anche il giusto risalto a una parte dell'Italia che per troppi anni abbiamo pensato che sia sempre stata a ruota, agricola, che andava modernizzata, che forse diciamo che è una politica sbagliata, l'ha penalizzata dal periodo del 1860 fino purtroppo alle guerre mondiali. La parte che dopo è diventata preeminente è stata la parte padana, no, ma prima la parte preeminente era quella lì. Il 51% degli operai, cioè ovvero della popolazione in età di lavoro nella parte delle Due Sicilie, ma io non sono un fan delle Due Sicilie, lo voglio specificare, però è per fare un inciso e cercare di esprimere anche un'idea. E il 51% era vocato all'industria, aveva un PIL in attivo, ok? Oggi la realtà è abbastanza diversa. Forse il problema quale sarebbe? Evitare all'interno del paese di continuare a pensare che ci sia una parte che ce la portiamo dietro e noi siamo coloro che sono salvifici e devono comunque riuscire a, diciamo, esorcizzarne quelli che sono i postumi del passato, e pensare che invece un paese unito dovrebbe mostrarsi all'Europa con anche una filosofia forse di tipo diverso. Don Onofrio, cosa dice? È d'accordo con quello che dice Andrea Moscatova? Ricordiamoci che da allora non è passato solo Garibaldi, sono passate anche 2 rivoluzioni industriali nel frattempo. E corretto, correttissimo, e bisogna anche ricordare che siamo agli albori di un nuovo scenario, anche se le prospettive sono confuse, dove la strada intrapresa, anche se con numerosi ostacoli, viaggia verso una responsabilizzazione dei territori, e speriamo che questo possa in qualche misura mettere una pezza su troppe generazioni dove diamo sempre la colpa alla classe politica, ma in qualche misura abbiamo supplito con lo Stato laddove non c'era industria, e questo evidentemente negli anni, nei decenni bene non ha fatto, ha creato perlomeno delle aspettative, delle inefficienze che speriamo che a lungo andare si risolvano, e speriamo quanto prima. Detto questo, senza Garibaldi non ci sarebbe l'Italia, è difficile oggi parlare di cosa sarebbe stato se, e io tutto sommato sono orgoglioso di un periodo storico quello quale il Risorgimento, che per fortuna abbiamo, che è parte del nostro patrimonio, e speriamo anche che sia parte del nostro futuro. Sarebbe bello rivedere alla luce dei tempi moderni un nuovo Risorgimento in chiave europea che ci permetta di dotarci di quegli strumenti che sono fondamentali, e poi lo vedremo anche nella seconda parte della serata, per competere su un mondo che, diciamo, che ha più che triplicato la popolazione in questi 2 secoli che sono passati e che vede risposte adeguate. Certo, professor Casen. Allora Garibaldi... Qui ci vorrebbe una trasmissione intera. I 1000 partirono senza un fucile, quindi non si capisce come siano riusciti poi a combattere le truppe ben armate del Regno delle Due Sicilie. Furono senza fucili perché furono sequestrati dall'esercito sabaudo per ordine di Cavour, con l'idea: vi porteremo i fucili più di Chassepot, quelli più buoni, e invece era un inganno. Garibaldi non voleva partire, poi alla fine è partito, si è fermato a Livorno a mettersi d'accordo col banchiere Abrami, e lì hanno fatto un po' di business, perché è tutto un business la spedizione dei 1000. Arriva a Marsala, lì ci sono gli inglesi, perché Garibaldi è d'accordo con gli inglesi contro i francesi, e dalla parte degli inglesi e di Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II era nemico di Cavour, perché aveva scelto un'altra linea. Se vincevano i francesi, il Regno delle Due Sicilie andava alla Francia.
Il contenzioso era lo zolfo della Sicilia e i latifondi siciliani che avevano gli inglesi, interessi economici, quindi questo era l'interesse economico. Quando Garibaldi arriva in Sicilia, la prima cosa che fa va a depredare. Ci sono gli inglesi, 3.500 truppe scelte inglesi che fanno quello che devono fare. Abbiamo bisogno dell'eroe, abbiamo creato l'eroe. Questo eroismo, quando arriva a Palermo, si mangia tutta la banca di Sicilia. Dentro conteneva circa 5 miliardi di lire attualizzati al 1995, quindi diciamo molto di più di 2 miliardi e mezzo di euro di oggi. Viene sbancata la banca, così come sarà sbancata il Banco di Napoli successivamente, e le battaglie si fanno coi soldi, quindi i generali arretrano, c'è addirittura una rivolta dei militari fedeli ai Borboni che non vuole arrendersi, e allora vengono impacchettati, montati sulle navi, portati a Napoli, eccetera. Questa è l'altra faccia, ma non si può spiegare a scuola, se no l'eroe casca. Ecco, però i due mondi erano in tempi non sospetti, faceva lo scafista, cioè portava i negri dall'Africa all'America o i cinesi dalla Cina all'America, perché dovevano fare la grande ferrovia che attraversava tutto il continente americano. Ma questa è la storia che non bisogna insegnare. Quindi quando arrivò a Napoli fu preso di peso, arrivò Vittorio Emanuele II che non strinse la mano mai a Garibaldi, fu impacchettato, messo su una nave, portato a Caprera e circondato, tant'è che quando lui poi dovette scappare e fu ferito in Aspromonte, e c'è anche la canzone, certo. E fu ferito appositamente, e non da un colpo banale, ma ben da 2 colpi contro Garibaldi. Quindi questa è la storia, diciamo, che non bisogna raccontare. Garibaldi sicuramente era una figura che si prestava a questo, ma gli inglesi in questo senso sono bravi, perché abbiamo un'altra figura di questo tipo, no? Quando c'è l'attacco all'impero ottomano, creano l'altra grande figura che è l'Ores d'Arabia, che praticamente non fa niente, ma però giustifica una guerra, perché gli inglesi non vogliono mai attribuirsi le vittorie. Hanno imparato da Enrico VIII che attribuirsi le vittorie porta danno, e quindi dice no, troviamo l'eroe, lo buttiamo via e poi è finita. Allora, ultima ricorrenza per questo giorno del 5 maggio che abbiamo scelto, la nascita di Confindustria, 5 maggio 1910. Sentiamo. 5 maggio 1910. In un'Italia in fase di transizione da un'economia agricola a industriale, nasce la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, meglio conosciuta come Confindustria. Il suo compito è di coordinare a livello nazionale le iniziative degli imprenditori, sia nei rapporti con il governo e le amministrazioni locali, sia nei riguardi delle organizzazioni sindacali. La Confindustria, aperta sostenitrice del fascismo durante il ventennio, è protagonista nel dopoguerra di una stagione di aspra contrapposizione con i sindacati, come in occasione dell'autunno caldo del 1969. Allora, brevemente una storia ormai più che secolare dal lago. Oggi il ruolo di delle associazioni di categoria, degli stessi sindacati, così come dei partiti, è un po' rimesso in discussione. Cosa dice? Insomma, diciamo che tutto il mondo dell'associazionismo è messo in discussione. È evidente che siamo stati come organizzazioni sindacali un po' lenti a in qualche modo capire e anche a valutare l'impatto di questi grandi cambiamenti. Ed è altrettanto evidente che abbiamo sempre avuto grandi difficoltà, non solo noi al nostro interno, ma anche Confindustria e anche le associazioni datoriali hanno sempre avuto la difficoltà di passare da una fase di contrapposizione, di contrattazione molto tesa, molto dura in alcuni momenti, insomma si ricordavano gli anni 60, ma non solo quelli, certo, ad una fase dove l'aspetto di concertazione, usando un termine insomma forse molto, molto usato, è preeminente, no? Si vince in un mondo dove
come dire, tutti vogliono vincere se si riesce a stare insieme, se si trovano le ragioni per cui alla contrapposizione si, come dire, sostituisce la collaborazione. Deve essere però una collaborazione che in qualche modo non umilia chi è tradizionalmente e strutturalmente più debole, che sono i lavoratori, anzi in qualche modo li pone su un piano più rilevante rispetto a quello che abbiamo oggi. Santini, è cambiato molto in questo secolo, questo 107 anni di vita. Beh, è cambiata l'industria, quindi essendo cambiata l'industria è cambiata anche la Confindustria, è cambiato anche il mondo imprenditoriale associativo, che si è poi articolato anche in molte altre realtà, insomma il mondo delle piccole imprese, il mondo dell'artigianato, del terziario, dei servizi, quindi ha preso un'articolazione e naturalmente è anche variegato il mondo del lavoro. Però gli assi fondamentali secondo me rimangono però... Il loro ruolo rimane lo stesso. Gli assi fondamentali rimangono quelli, nel senso che a mio avviso c'è bisogno ancora nel mondo industriale di oggi di rappresentanza, c'è bisogno ancora nel mondo del lavoro di capacità di dare un minimo di regole condivise a livello di contrattazione. E quindi credo che sostanzialmente, al di là dei normali cambiamenti culturali, dimensionali, tecnologici, però al fondo la sostanza insomma non cambia. Io credo molto nel ruolo delle associazioni, al di là di quello che si dice oggi che siano superate, che siano in difficoltà, perché in realtà da lì ci sono alcuni limiti, ma ci sono anche sempre germi di innovazione, germi di cambiamento. E bisogna avere molto rigore, molta fiducia, molta capacità di rappresentare sul serio la realtà, insomma, no? Io credo che nessuna organizzazione può vivere se non ha un rapporto con la propria realtà associativa, quindi se Confindustria, pur in mezzo a difficoltà, se i sindacati pur in mezzo a difficoltà riescono ancora comunque ad essere sostanzialmente rappresentativi, pur con alti e bassi, pur con difficoltà, vuol dire che al fondo, al di là di tutti i difetti che possono avere, un rapporto con le problematiche essenziali di chi rappresentano ce l'hanno, perché diversamente non si darebbe che... Poi naturalmente si può fare molto meglio, rappresentare oggi in momenti in cui ci sono tante esigenze differenziate, più difficili di ieri in cui era tutto omogeneo, no? Prima vedevamo l'autunno caldo era aumenti salariali per tutti, tanti possibilmente. È chiaro che si fa aggregazione, è più facile, era più facile, no? E adesso è molto più complicato, la crisi, la finanziarizzazione, tutte le cose che sappiamo, però sostanzialmente io credo che gli anniversari servono anche a questo, l'idea non era sbagliata e quindi con tutti i cambiamenti che servono passo passo, però l'idea di fondo di una realtà associativa che tiene insieme interessi ma anche obiettivi, diciamo, di fare cultura industriale, di fare cultura di relazioni siano importanti per la parte industriale e per la parte del mondo del lavoro. Bene, il tempo scappa via, abbiamo tante cose, tanti argomenti da affrontare questa sera, andiamo in pubblicità, appena rientriamo affrontiamo subito la questione della legittima difesa e vedremo anche il nostro sondaggio come sta andando, tra poco.